Sul Corriere del Veneto di mercoledì scorso, in un interessante articolo intitolato Stazione di Mestre, pronto il progetto, informava sullo stato dell'arte dell'iter per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Mestre. Un bellissimo progetto che prevede una nuova stazione di ben 3 piani, con biglietterie e negozi a 9 metri di altezza, un investimento di 80 milioni di euro che, come riporta nell'articolo, cambieranno il volto della terraferma, specificando che gli obiettivi di questa importante ricostruzione sono anche quelli di migliorare la sicurezza della zona dove imperversano spacciatori e gli episodi di microcriminalità sono frequenti. Benissimo che la stazione ferroviaria del capoluogo del Veneto si rinnovi, ci mancherebbe. Resta però il mistero di come sia possibile che la sovrintendenza a Mestre autorizzi la demolizione di un edificio che ha sicuramente delle valenze storiche, mentre a Chioggia ha obbligato a ricostruire il ponte della Fossetta. Il ponte della Fossetta avrà anche 80 anni, sarà sicuramente storico, ma è un'infrastruttura. Riqualificarlo costerà 4 volte di più di quanto sarebbe costato buttarlo giù e farne uno nuovo con criteri moderni. E nel frattempo i residenti della Fossetta sono senza ponte da 4 anni. Ancora una volta Venezia matrigna con i Chioggioti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!